anche il Cognò come la canzone di musica sperimentale. Questo infatti è all'insegna della sperimentazione, questo è quello che contraddistingue l'Ares Festival. Oggi presentiamo la mostra multimediale Paesaggi immaginari e silenzi, dove il fruitore può entrare e col suo movimento attiverà una serie di immagini e di suoni che appunto richiamano la città e viene direttamente coinvolto nell'opera d'arte stessa. Cittadini o visitatori che potranno in un certo senso entrare in un luogo virtuale, una sorta di ricostruzione emisferici. Perfettamente, proprio questo è il senso di quello che stiamo facendo per Cinema Italiano, che questa settimana i lavori che si farà insieme alla mostra delle proiezioni del festival, moltissimi autori da tante parti del mondo, quindi per noi questo qua vuole essere un portare le persone alle nuove tecnologie, alle nuove forme attraverso le quali si esprime la cinematografia e attraverso quale si esprime anche l'arte. Che altro? C'è l'assessore, c'è